siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Dior riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega, inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Amy Beauty Air presenta la nuova linea dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow. Acquistali da Amy Beauty Air, via Macomero 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno da Federica Melis, bentornati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice che è il nostro notiziario con le news dall'Ogliastra. Partiamo da Barissardo. C'è stato un brutto incidente stradale ieri pomeriggio in via Mare. Una donna di 77 anni è stata travolta da un'auto mentre appunto si trovava in via Mare, ha riportato un trauma cranico e lesioni ed è stata trasportata con l'eli soccorso all'ospedale Brozzu di Cagliari. Sul posto sono intervenuti immediatamente i volontari di un'ambulanza allertati dalla centrale operativa del 118 in supporto la medicalizzata proveniente dall'ospedale di Lanusei. Sul luogo dell'incidente, nel cui tratto la viabilità ha subito dei rallentamenti, hanno operato i carabinieri di Lanusei che hanno eseguito i rilievi di legge. Andiamo avanti, ci spostiamo alla Lanusei. Massimo Belluardo è il nuovo direttore del reparto di nefrologia e dialisi dell'ospedale Nostra Signora della Mercede. Arriva dalla Toscana ma è di origini siciliane, il nuovo primario della struttura complessa di nefrologia e dialisi. Si tratta appunto di Massimo Belluardo che nei giorni scorsi ha assunto la direzione. Il professionista originario di Ragusa è risultato primo in graduatoria nel concorso bandito nei mesi scorsi dall'area Sardegna per l'ASL Ogliastra. Il dottor Belluardo è il quarto primario che approda nell'ospedale ogliastrino in poco meno di un anno, dopo Roberto Prost, radiologia, Antonello Cossu, medicina e Fabio Savini, laboratorio analisi. Sono davvero rimasto colpito dall'accoglienza che mi è stata riservata, evidenzia il nuovo direttore. I colleghi ma anche il personale degli altri reparti dell'ospedale sono stati tutti molto cordiali. Inoltre, continua il dottor Belluardo, da subito le disponibilità nei miei confronti sono state massime sia a livello personale sia a livello professionale. Il nuovo direttore non nasconde la sorpresa e la meraviglia per quella che per i prossimi anni sarà anche la sua casa. Non mi aspettavo di vedere tutto questo verde in Sardegna, per non parlare del mare, è davvero splendido, ci sono dei posti bellissimi. Belluardo, 54 anni, si è laureato in medicina e chirurgia all'Università degli Studi di Catania. Una delle mie priorità è quella di ripristinare il laboratorio di ecografia renale, ha spiegato il neodirettore, soprattutto per venire incontro ai pazienti che sono stati sottoposti a un trapianto. Questo consentirà di offrire un servizio in più dal punto di vista strumentale. Queste le parole del nuovo direttore. Andiamo avanti, ci spostiamo a Tortolì.
Nuova vita per Piazza Rinascita e per Piazza Soro a Tortolì. Il comune ha affidato i lavori per la riqualificazione delle aree verdi e il posizionamento di percorsi ludici per bambini. In cassa ci sono circa 60.000 euro, di cui 35 stanziati con fondi di bilancio comunale. L'intervento è stato affidato alla cooperativa sociale Terras Birdis, che ha presentato un ribasso dell'1%. Quindi l'obiettivo è la valorizzazione della centrale Piazza Rinascita e della Piazza Soro in zona Monte Attu attraverso la riqualificazione delle aree verdi e appunto dei giochi per i bambini, migliorando in questo modo sia il decoro urbano che i servizi alla cittadinanza. Restiamo su Tortolì. 8 volontari per il servizio civile universale in comune. È stato pubblicato l'avviso per partecipare al programma nazionale promosso dal Ministero. Al municipio di Via Garibaldi ci sarà la possibilità per 8 giovani che saranno impegnati in diversi progetti nei settori politiche sociali, cultura, ambiente e protezione civile. Saranno 2 per ogni area. Possono partecipare i ragazzi tra i 18 e i 28 anni e i progetti hanno durata di 12 mesi. Le domande devono essere inviate entro il 18 febbraio, entro le ore 14 del 18 febbraio. Restiamo ancora su Tortolì. Il Consiglio Comunale si riunisce domani, venerdì 31 gennaio alle 9:30 nella sede di Via Mameli. La Presidente del Consiglio Mara Maggi ha convocato l'Assemblea con un unico punto all'ordine del giorno che è l'istituzione, anzi l'inaugurazione del Consiglio dei bambini e delle bambine. Durante la seduta si terrà la presentazione ufficiale dei giovani consiglieri e delle giovani consiglieri. Il Consiglio dei bambini manca a Tortolì dal 2013, dopo tanti anni torna un importante organo costituito appunto da bambini. Si tratta di un organo consultivo che suggerirà agli adulti, ai consiglieri comunali e le politiche più adatte a loro. Chiudiamo con un evento, ci spostiamo a Santa Maria Navarrese su Fogoni de Sant'Antoni. Domenica Santa Maria Navarrese, organizzato dal Comitato Sant'Antonio 2025. Il programma prevede per domani, venerdì 31 gennaio alle 18 la messa, mentre sabato 1 febbraio la benedizione e l'accensione del fuoco in piazza Principessa di Navarra. Durante la serata verranno anche distribuite le paniscedda e il vino. Per oggi è tutto con il nostro notiziario. Prima di lasciarvi però vi ricordo che questa sera alle 20:30 c'è Nero su Bianco con Giusy Ferreli, che è qui con noi e ci svelerà qual è l'argomento di questa sera. Ciao Giusy. Ciao Federica, ciao, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Come hai annunciato tu, abbiamo delle importanti novità per ciò che riguarda la sanità in Ogliastra, quindi nuovi primari, ma la sanità in Ogliastra presenta molte luci e anche diverse ombre. Ne parleremo quindi stasera con i nostri ospiti, amministratori locali, consigli regionali e sindacati. Cercheremo di avere il quadro completo di quello che succede nella sanità in Sardegna e in Ogliastra. Mi raccomando, non mancate, vi aspetto. Perfetto, grazie Giusy. Quindi questa sera 20:30 Nero su Bianco su Radio Stella. Noi invece torniamo domani mattina con la nostra consueta rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi.